come dire, difficoltà e opportunità che un'esperienza di guida di un comune, no? Rispetto alle tematiche emerse, come dire, quel ruolo lì, o meglio, quella responsabilità lì, che tipo di contributo, no? Può venire fuori da quell'impegno e da quella responsabilità. Cominciamo da Floriano Zammò, già sindaco di Conegliano, immagino che qui lo conoscano tutti. Grazie per questa opportunità. Diciamo che io sono un sindaco emerito, c'è un sindaco in carica che interverrà dopo, ma abbiamo fatto un percorso insieme più o meno lungo tanto uguale, nel senso che abbiamo raccolto i cocci della Prima Repubblica, per così dire, e abbiamo cercato di portare avanti un percorso molto difficile, perché c'era una specie di Tiananmen in quel momento. Ora parliamo degli anni 90, il momento in cui io mi sono insediato nel 98 ed era stato travolto un po' tutto. E allora, se posso partire, la prima considerazione che mi permetto di fare è che una iniziativa come questa non può che essere considerata benvenuta, in quanto il grosso problema, a mio avviso, sul piano territoriale ma anche sul piano nazionale, è che la democrazia in questo momento è molto sofferente, in quanto la presenza dei partiti è sostanzialmente inesistente. Noi non abbiamo i partiti, e una democrazia senza partiti è una democrazia che non è tale. E se guardate bene, vale a livello territoriale, vale a livello nazionale, ci troviamo di fronte a comitati elettorali che nascono un po' prima delle elezioni, qualcuno un po' prima, qualcuno proprio a ridosso, muoiono immediatamente dopo le elezioni quelli che perdono, e quelli che vincono sopravvivono un po' un periodo per la distribuzione degli spazi che si sono venuti a creare in virtù del risultato elettorale, e tutto si completa. Però è fondamentale, secondo me, per consentire a chi poi svolge l'azione amministrativa e anche legislativa, avere dall'altra parte lo stimolo del prepolitico, parlavi prima Iles del prepolitico, oppure della organizzazione del partito che oggettivamente fa selezione di classe dirigente, perché la discussione che si sta facendo in questi giorni sul terzo mandato, a parte che secondo me, non voglio citare qualcuno che parla del mondo al contrario, però in realtà se andiamo a vedere, ce la prendiamo con le uniche due cariche che hanno l'elezione diretta e gli diciamo no, i mandati per voi sono solo 2, e tutti gli altri invece che sono di nomina stanno lì per 70 anni senza nessun problema. E questo effettivamente è una contraddizione, è una grande contraddizione, però è la dimostrazione che non c'è una elaborazione del progetto e non c'è un'elaborazione dell'idea. Diceva prima, mi pare Scagnagatta, che i processi, no, forse lo dicevi tu Iles, i processi vanno governati. E secondo me quello che manca in questo momento è sicuramente la capacità di guardare in là. Negli anni, quando io ero un po' più giovane, c'era un manifesto che pubblicizzava il reclutamento all'Accademia Militare, diceva un bravo ufficiale vede con un occhio le minuzie e con l'altro i grandi progetti, è al tempo stesso soldato e generale. E cosa voleva dire? Con un occhio guarda non ingamberarsi, con l'altro però deve avere la capacità di guardare in là, perché altrimenti rischia veramente poi di trovare l'intralcio. Ecco, in questo momento secondo me manca veramente la strategia e un'iniziativa politica che possa portare a riflettere, che possa far ripartire un ragionamento intorno alla elaborazione delle idee che poi si trasferiscono in un contesto di azione che è quello del governo, sia esso regionale, sia esso comunale, sia esso quello nazionale, è alquanto necessaria. Allora, se posso dire, cerco di concludere perché dopo lascerò sicuramente il posto e lo spazio a Fiorenzo, un'iniziativa di questo tipo non può che essere vista favorevolmente. Ovviamente nasce adesso ormai a ridosso di una consultazione elettorale, quindi ha un po' la caratteristica della tattica più che strategica. Io mi auguro che invece possa essere effettivamente una iniziativa che ha una proiezione, che ha una prospettiva, perché le sfide stanno proprio nelle scelte di strategia. E allora ho sentito parlare di infrastrutture, ho sentito parlare
giustamente l'intervento soprattutto del sindacalista relativamente alla glaciazione demografica non può che farci riflettere, ed è una realtà, e questo territorio sicuramente deve anche fare l'altra considerazione, quella che è quella riferita alla nebulosa veneta, è una definizione che era diffusa qualche anno fa e che oggi si trasforma in una metropoli a cui faceva riferimento prima il Presidente. Io penso che su questi temi, se non c'è visione, se non c'è elaborazione, se non c'è una preparazione, rischieremo effettivamente di trovarci impreparati e di non dare le risposte che servono dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista strategico. Grazie. Penso di aver risposto. Chiarisco subito e tolgo una preoccupazione. L'iniziativa non nasce perché ci sono le elezioni regionali. L'iniziativa nasce perché fra alcuni amici abbiamo fatto una serie di riflessioni sulla situazione politica attuale, sulla situazione dei partiti, sulla situazione del Veneto, poi una domanda: non possiamo non fare nulla, allora che cosa possiamo fare? E da lì nasce. Poi è chiaro, siccome l'obiettivo non è di fare accademia, ma è di fare politica, è chiaro che l'obiettivo è di costruire un soggetto politico, ed è tale il soggetto politico se si misura elettoralmente, altrimenti è un centro culturale. E quindi certamente gli appuntamenti elettorali sono appuntamenti di cui valuteremo possibilità, opportunità, se siamo pronti, se non siamo pronti, se ci sono le condizioni e via di questo passo. Però il progetto non nasce per le elezioni, però è un soggetto politico che non può non prendere atto, come dire, che tu qualifichi la soggettività politica partecipando, no, alle competizioni elettorali. Prego, Fantinelli. Fiorenti. Grazie. Buonasera, ho sentito che il microfono è piuttosto acceso molto bene, si sente bene, quindi abbasso il mio tono, che solitamente è un po' più alto. Tanto ringrazio per l'invito. Scusate, ma a me capita spesso di intervenire su incontri dove parlo per ultimo, la gente è stanca, quindi abbiate pietà, poi vediamo di tirar su un po' il morale. Io ho fatto il sindaco e sono tornato sindaco, quindi ho trovato due situazioni. Io devo molto alla politica, perché io ho visto anche la sanità quando da bambino ho contratto un osteosarcoma e quindi a Padova sono dovuto intervenire in maniera piuttosto decisiva. Quando parliamo della sanità nostra, lasciatemelo dire, ci dovremmo un po' sciacquare la bocca, perché poi ho capito che dobbiamo migliorare. Però avendo visto cos'erano gli ospedali allora, erano dei lager, e così erano, 13-14 bambini in una stanza grande più o meno come lo spazio che abbiamo noi, e francamente insomma io dico che la nostra regione, dovendo fare dei flash, perché tutti quelli che mi hanno preceduto hanno in maniera esaustiva, compreso voi, insomma, toccato punti fondamentali. Noi siamo su una bella regione che dà grandi spunti. Parlavo qualche anno fa col direttore del stabilimento Carlo Vanni, dottor Vanni, dell'Electrolux Pisano, non abitava nelle terre, nelle Langhe sperdute. Mi diceva: quello che fate voi veneti è incredibile, perché non appena avete la possibilità di pensare a qualcosa l'avete già realizzato. Per cui il Veneto da questo punto di vista è un popolo che sa distinguersi nel mondo e sotto vari profili, culturale, economico, sociale. Certo, il nostro amico sindacalista ha parlato, adesso va di modo dire, dell'inverno demografico. Guardi, io una parte penso che la questione delle pensioni verrà risolta con la fiscalità generale. Lo dico direttamente senza far tanti giri di parole. Non mancano solo gli operai, i camerieri o quant'altro, mancano i dipendenti nelle strutture pubbliche. Nei comuni abbiamo il 47% in meno di dipendenti, no? Il 47%, non perché il sindaco possa essere, a parte il sottoscritto, più o meno antipatico, ma perché ovviamente non sono incentivati. Allora c'è una regola, secondo me, bisognerebbe pagarli di più, adesso la banalizzo. Se tu paghi di più le persone che hanno determinate responsabilità, ti rimangono all'interno del comune. Possiamo far finta di niente. È chiaro che le politiche lì di governo vanno in quella direzione, altrimenti la gente va a fare qualcos'altro e di conseguenza il sindaco di turno è in difficoltà perché non può erogare gli stessi servizi mancando le persone. Sull'intelligenza artificiale, io non faccio come tante volte noi diciamo Madonna se stai a meglio quando... No, l'intelligenza artificiale secondo me sarà una grandissima opportunità.
Perché il mio vice sindaco l'altro giorno mi diceva per fare una delibera ci impiega 2 minuti e 15 secondi, oggi ne impieghiamo 25, ci sarà pure un vantaggio. Vi ricordate quando è nato Steve Jobs? Ve lo ricordate nel 90? Tutti, l'agommierato, ciao, ti ringrazio, mi diceva Fiorenzo, mi ricordo un tuo articolo dove eri preso malissimo, hai ragione, no, con quelle riunioni infami dove i cittadini dicevano non vogliamo le antenne, peccato che il primo che parlava aveva già 2 telefoni in tasca, no? E là a dire ma cosa ha inventato Steve Jobs, sto fenomeno straordinario, a mio avviso l'ho studiato per bene, quando con un affaretto che è grande così ci dà l'opportunità di avere il mondo in mano e di comunicare, perché la comunicazione è fondamentale tra la specie umana. La specie umana poi c'è che un problema ce l'abbiamo. Ora io ho fatto il sindaco, lo rifaccio e ho la fortuna di vivere da sindaco, lo dico per dare la risposta a te che mi chiedevi prima, di fare il sindaco come lo voglio io, o non perché faccio quello che voglio, sia chiaro, ma perché io ho una delle squadre più giovani penso del Veneto, ed ho l'orgoglio di poter dire, dopo aver fatto il sindaco per un decennio, non facile perché c'era il famoso patto o ricatto di stabilità che dir si voglia, dove tu padre di famiglia porti a casa 1000 non puoi spenderne se non 200, gli altri 800 non puoi spendere, va bene, erano ragioni che venivano dall'Europa e va bene così. Adesso però io mi trovo di fronte a una squadra di ragazzi giovani e io mi rendo conto di una cosa, noi non possiamo pensare di prescindere dalla materia giovani. Ora ho fatto una sorta di voto, mi sembra una parola un po' forte, ho fatto una sorta di promessa, compresa alla mia famiglia che non ha molta fiducia in me perché io amo svisceratamente la politica, quindi mia moglie pensa che io al prossimo colpo mi invento qualcosa. Ora è vero che posso sulla carta ricandidarmi per il secondo terzo mandato, cittadini ovviamente permettendo per quanto riguarda le rielezioni, ma ho già detto di non farlo perché riconosco nella qualità dei giovani un processo straordinario nell'evoluzione della specie umana. Ora, lasciatemi dire, nella recrudescenza del narcisismo patologico la specie umana ha dimostrato palesi difficoltà, cioè nei social prendono lì, se io domani mattina io non frequento molto queste robe qua perché amo molto lavorare e sono preso sulle mie questioni. Ma se io metto un link dove ho mangiato risotto in bianco, in rosso, in verde e pasta, prendo un sacco di... Se invece parlo di una serata come questa, ho l'impressione che non si susciti un interesse necessario. Allora io dico una cosa, sto facendo il sindaco con grande difficoltà, perché è evidente che ci nascondiamo, però è anche un'esperienza meravigliosa, perché se tu avessi tutte le risorse possibili e immaginabili, sarebbe facile poter dire faccio tot opere perché ho le risorse illimitate, non è questo. Quando hai risorse limitate devi fare delle scelte e lì sta la qualità di un amministratore, anzi lasciatemelo dire, di uno che governa anche un processo di cambiamento, perché noi abbiamo sempre l'idea del sindaco che va a fare il marciapiede. Certo che il marciapiede è utile, ma un buon amministratore non si giudica soltanto da un'opera pubblica, si giudica anche da come gestisce la qualità di vita e le interazioni con la propria comunità, che deve essere consapevole dei passaggi della propria amministrazione nel realizzare opere, ma nel riuscire anche a cucire un sistema associativo, no? Alexis de Tocqueville diceva che la scienza dell'associarsi è la madre di tutti i progressi. È una roba straordinaria o no? E la qualità di vita, come diceva Manzoni, si misura nella saper far bene piuttosto che star bene. Ecco cos'è la sanità. La sanità non è soltanto la crocetta all'ospedale, capisco anche io, se mi guariscono l'appendicite sto bene, ma se misuro anche nella qualità dei servizi, lì c'entra anche quel famoso potere sussidiario che ci viene dalla Carta Costituzionale, all'articolo 118 che dice il verticale viene dallo Stato, il sussidiario viene a noi. Kennedy diceva cosa fai in questo paese? Perché io incontro tante persone che poi sui social fanno i fenomeni, poi io sono un sindaco abituato a telefonare a tutti i cittadini che mi chiamano, il mio vice che può testimoniarlo, io ricevo centinaia di telefonate alle quali rispondono non perché sono un fenomeno, perché ho deciso che stare dentro il municipio mi agita, sto fuori per cercare di... Faccio un altro esempio, nei giorni scorsi, visto che siamo a Conegliano, ho sentito parlare della riqualificazione urbanistica della città. Bene, ma non è sufficiente. Io vi direi, rispetto alle politiche che ho vissuto insieme a Floriano Zamboni, basta solo pensare all'aspetto urbanistico che, diciamo la verità, contiene alcuni fattori economici non di secondaria questione, è evidente, oppure dobbiamo pensare al ruolo che ha Conegliano invece rispetto ai paesi limitrofi.
Scusate, offendo qualcuno se dico che Porto Buffolè, che ha 750 abitanti, qualche problemino ce l'ha. Nel senso, non perché sono disgraziati, ma penso che in certi comuni, non mi riferisco a Porto Buffolè, se no mio amico sindaco si arrabbia, penso che in certi comuni non succedono tante cose. Scusate, voglio essere più franco. È possibile pensare che Santa Lucia possa diventare assieme a Conegliano qualcosa di unico? Cioè, se ho difficoltà nel reclutare il personale, se voglio fare politiche di rete, fare massa critica, è possibile pensare che i paesi si mettono insieme? Ma non posso mica pensare di fare domani mattina l'unione con te, tu che sei, scusa, dico da Sarmede, ma sei matto? Ma tu sei matto? Certo, allora ci obbligherà una legge dello Stato italiano a gratis, perché adesso ci danno i soldi, poi fra un certo momento ci obbligheranno a farlo gratis e purtroppo non mi sono allenato, pazienza, fai lo stesso a maratona, non me ne frega niente di te, perché noi siamo questa roba qua, sempre la specie umana. Ma sapete perché siamo così? Perché siamo dei familisti. Io ho studiato Edward Benfield, che è un famoso sociologo americano, così come il mio amico Denis de Rougemont, che è un autore romando, scriveva di un'Europa diversa, e proprio nella sua diversità, cioè nell'amplificazione della sua diversità, coglie le maggiori opportunità, mentre noi il diverso l'abbiamo sempre catalogato per dire siamo dei disgraziati. No, invece nella diversità creiamo appunto i patrimoni. Chiudo dicendo, potrei andare avanti un po' a lungo, poi mi lascio prendere, ti ringrazio. Chiudo dicendo una cosa: 2 anni fa una giornalista ha ripreso una mia considerazione. Ora, sul fatto che io sia per l'Unione dei Comuni mi pare che sia acclarato, ok? Non piace. Le sfide ci fanno sempre paura, perché noi siamo contro il cambiamento, proprio antropologicamente parlando ci fa paura cambiare. Pensa che roba impressionante. Abbiamo addirittura, adesso siamo passati a 4 cellulari, perché abbiamo vari step. Io dico una cosa per finire, guardate, ho detto prima che sono un sindaco felice perché ho l'opportunità di lavorare con dei giovani che sono veloci, molto più veloci di me, che a 64 anni dovevo farmi male. Certo, poi se vuoi l'esperienza di Fiorenzo può essere utile. Allora io dico, dobbiamo allargare la base elettorale, perché guardate, io sto guardando quanti giovani ci sono qua. Allora io dico, perché non facciamo una proposta, non abbiamo il coraggio di allargare la base elettorale? Sapete che un ragazzo di 16 anni può concorrere al patentino di aeronautica, ma non può votare alle amministrative? Ma secondo voi un ragazzo di 16 anni, rispetto alla consapevolezza che ha mia madre, che ne ha 91 e è in casa di riposo, dico mia madre così non urto la suscettibilità di nessuno, non è in grado di decidere se il proprio sindaco può far bene o male? No, dico perché mi pare che non molto distante da qui, Grecia, Austria, si voti a 16 anni. Ma noi qui, un paese che ha fatto votare nel 46 e le donne un po' in ritardo sono arrivati. Allora vi dico, abbiamo bisogno, chiudo, di fare delle scelte forti ed impopolari nella politica, altrimenti noi saremo dei buoni amministratori, con Marciapie, con la Ioletta, che va bene, per carità. Cioè non siamo in grado di andare oltre a un pensiero che spacchi un po' questo modus operandi, che è uno stereotipo della tranquillità, te fa l'amministratore, no, te fa l'imprenditore nell'amministrare, rischi di tuo, sei sottoposto a un giudizio, dai finalmente spazio ai giovani, anche attraverso una scuola che sia meno cognitiva e più emotiva, senza citare autori come Goleman, e cioè dico che una scuola non sappia solo tracciare di rosso, ma guardi alle peculiarità e alle qualità che hanno i giovani, perché se Fiorenzo o Fantinel senza una gamba gli facevano fare i giochi studenteschi, vuol dire che non hai capito niente? No. Gli fai fare i giochi studenteschi a Fantinel? No, gli farei fare qualcos'altro. Allora io dico, se sai cogliere le opportunità e le qualità dei giovani, falli votare, allarga le basi elettorali, non farli, tanto ci sei ancora in quinta, no, sei già parte di un progetto, perché il mondo non ce l'hanno sotto mano. Ma avete mai parlato con un giovane? Provate a capire cosa sono e forse ci renderemo conto che stiamo perdendo un po' di tempo. Grazie. Grazie Fiorenzo, raccolgo le provocazioni. Dobbiamo fare scelte popolari, non scelte impopolari.